Oggi vi portiamo alla scoperta di uno dei simboli di Padova. Alle mie spalle la Specola, l'antica torlonga del Castello dei Carraresi, che era visibile dai molti punti della città perché appunto un tempo era dipinta con grandi riquadri bianchi e rossi. Oggi ospita un osservatorio astronomico, ma ospita tante altre attività sempre legate allo spazio, al cosmo. Andiamo a scoprirlo in compagnia di Caterina Boccato. Salve, ciao Andrea, noi qua ci troviamo nel cortile interno dell'Osservatorio Astronomico di Padova, che è una delle sedi più importanti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'istituto nostro, l'INAF, si trova in circa 17 sedi in tutta Italia. Questa appunto è una delle più grosse. Qua ci sono circa 100 tra ricercatori, personale amministrativo, dottorandi, e persone che lavorano e studiano il cosmo in tutti i suoi aspetti, quindi fanno sia una parte molto teorica di analisi dei dati che raccolgono con i telescopi da terra e dallo spazio, ma ci sono anche per esempio dei laboratori in cui si testano proprio le strumentazioni che vanno o nello spazio oppure che vengono montate nei telescopi per esempio da terra, e dopo magari vi facciamo vedere un attimo i nostri laboratori. Qui siamo anche chiaramente in una delle sedi che ha una storia, ha più di 250 anni di storia. Gli astronomi appunto è 2 secoli e mezzo che vivono e lavorano in queste mura, e infatti abbiamo uno dei musei dell'Istituto Nazionale di Astrofisica più importanti, che è la Specola di Padova, che insomma i padovani conoscono bene, che dopo visiterete. Io do il benvenuto proprio in questo luogo e invito anche le persone a venirci a visitare, perché facciamo anche molti eventi per il pubblico in diverse occasioni, la notte dei ricercatori a settembre, a novembre abbiamo la settimana aperta dell'INAF in cui accogliamo le persone e raccontiamo il nostro lavoro e quello che facciamo. Grazie per il benvenuto a Caterina Boccato. Allora, per questa visita noi adesso ci affidiamo a Valeria Zanini. Seguiteci, andiamo alla scoperta della Specola. Bene, grazie Andrea per questa bella presentazione, e effettivamente adesso noi siamo proprio all'interno degli ambienti museali dell'Osservatorio Astronomico. Precisamente ci troviamo alla sommità della Specola, all'interno della Sala delle Figure. Specola, da dove deriva questo nome? Specola è il termine latino con cui si indicava proprio l'osservatorio, perché deriva proprio dalla parola latina che significa osservare, speculare. Perché la Specola di Padova, l'osservatorio di Padova, viene costruito su questa torre? Viene costruito più di 250 anni fa, quindi siamo in pieno fine del Settecento, ancora in epoca della Repubblica di Venezia, quando l'Università di Padova era l'Università della Repubblica di Venezia, e gli studiosi di astronomia che studiavano e che lavoravano qui a Padova si erano resi conto che mancava una cosa fondamentale, un osservatorio astronomico dove esercitare l'astronomia. E è il motivo per cui viene scelta questa torre, che era la torre principale del Castelvecchio della città, per essere trasformata in Specola. Era una torre che si trovava alla periferia sud della città, quindi da qui l'orizzonte sud, il luogo privilegiato dove osservano gli astronomi, era perfettamente libero. E in più questa torre aveva un altro vantaggio fondamentale.
aveva già le mura perfettamente orientate rispetto ai punti cardinali e questo avrebbe favorito notevolmente la costruzione e la messa in stazione degli strumenti che qui all'interno avrebbero dovuto lavorare. Nel Settecento i lavori di costruzione della specola finiscono nel 1777, durano 10 anni e la specola di Padova diventa uno degli osservatori più belli dell'Europa dell'epoca. Anche Goethe, quando verrà nel suo viaggio in Italia, farà tappa a Padova e salirà proprio su questa torre, da questa terrazza, vedrà questo splendido panorama che gli farà amare profondamente l'Italia e questo pezzo d'Italia. E da questa sala in particolare gli astronomi osservavano il cielo in tutte le direzioni, perché la terrazza che c'è all'esterno permette veramente di avere una visione a 360 gradi non solo sulla città ma anche sul cielo, e gli strumenti che sono in questa sala erano tutti dotati di ruote per cui potevano essere spostati in terrazza ed andare a osservare un oggetto in cielo ovunque questo fosse osservabile. A differenza invece della sala meridiana, la sala che andremo a visitare fra pochissimo, che invece era destinata esclusivamente alle osservazioni al meridiano celeste. Ma adesso appunto scenderemo, Andrea potrai seguirmi, scendiamo queste scale per raggiungere proprio la sala meridiana. Eccoci, siamo arrivati in sala meridiana. Questa era la sala principale delle osservazioni per gli astronomi nel Settecento e agli inizi dell'Ottocento. E il primo strumento di cui gli astronomi si sono dotati quando è stata realizzata la specola è questa linea meridiana che vediamo proprio sul pavimento di questa sala. Tramite la linea meridiana gli astronomi potevano verificare ogni giorno l'andamento del Sole, quindi misuravano l'istante del mezzogiorno locale e facendo questa misurazione erano in grado di regolare gli orologi che avevano a disposizione all'interno di tutti gli ambienti dell'osservatorio. Gli orologi poi erano fondamentali per fare anche le osservazioni notturne, osservazioni delle stelle ovviamente, che si facevano con questo grande strumento che si chiama quadrante murale che ho alle mie spalle. Quando si facevano le osservazioni delle stelle da questa sala, si osservavano le stelle solo nel momento in cui queste transitavano al meridiano celeste. Nel soffitto possiamo vedere che c'è una scanalatura che nel corso del Settecento e dell'Ottocento era in realtà un'apertura del soffitto, inquadrava proprio solo quella piccola fascia di cielo che è il meridiano celeste. Con il telescopio si andava quindi a puntare la stella nel momento in cui questa passava al meridiano e si misurava l'altezza della stella rispetto all'orizzonte. Con l'orologio poi si andava a misurare l'istante esatto del suo passaggio al meridiano. Questi due elementi, quindi l'altezza della stella e l'istante del passaggio, ci davano le coordinate per collocare la stella all'interno della volta celeste, quindi si facevano i cataloghi stellari. Era un'attività importantissima perché sulla base della posizione delle stelle poi si andavano a calcolare le orbite di oggetti che invece si muovevano tra le stelle, come i pianeti, gli asteroidi e le comete. In particolare qui da Padova Giovanni Santini, terzo direttore della specola, si dedicò tantissimo allo studio delle comete. In questa sala poi c'è un'altra cosa che è molto caratteristica e unica direi all'interno di un osservatorio astronomico ed è l'affresco che troviamo qui di fronte. L'affresco ci mostra esattamente quello che si conosceva del cielo nel Settecento, alla fine del Settecento, quindi il sistema eliocentrico ormai consolidato, i pianeti che si muovono intorno al Sole, solo i pianeti conosciuti, infatti vediamo che nell'affresco sono rappresentati i pianeti soltanto fino a Saturno, e le orbita anche di una cometa speciale che è la cometa di Halley.
importantissima per gli astronomi di fine Settecento, perché essendo passata nei pressi della Terra alla fine del 1758, è stato un avvenimento importantissimo. Perché rispetto a tutte le altre comete precedenti? Perché era la prima volta che gli astronomi ne calcolavano e quindi cercavano di prevederne il ritorno sulla base della teoria gravitazionale di Newton. La cometa è tornata nei tempi previsti e questa è stata la dimostrazione che la teoria di Newton era valida anche a livello celeste, non solo sulla Terra, e quindi è stata in qualche modo la prova che ha confermato la validità della teoria di Newton e l'ha trasformata in legge di Newton, legge della fisica che usiamo tutt'oggi. Eccoci, siamo arrivati nell'ultima sala del percorso museale che facciamo oggi con voi, e questa è la sala che noi chiamiamo sala dell'iscrizione. È la sala che in qualche modo racchiude tutta la storia che ha attraversato questa torre, perché la torre nasce come torre di Ezzelino III da Romano. Le cronache dell'epoca raccontano che all'interno di questa torre abbiano trovato morte migliaia di padovani che erano avversari di Ezzelino, e sembra che proprio nelle stanze di questa torre ci fossero le sue terribili prigioni, e la botola che c'è al centro di questa stanza era l'accesso alle terribili prigioni. Questo almeno è quello che ci raccontano le cronache del periodo. Però nel secolo successivo questa torre viene inglobata nel più grande castello dei Carraresi, e tutti gli affreschi che noi vediamo ora in questa stanza risalgono proprio all'epoca carrarese, quindi sono affreschi trecenteschi. In particolare quello che vediamo qui è il grande carro che era l'emblema della famiglia dei Carraresi e che resta ancora oggi a ricordarci questo importante periodo storico che caratterizza questa torre. Però ora questa sala all'interno della torre è entrata a far parte del percorso museale dell'osservatorio, e qui conserviamo i due più grandi telescopi che sono stati utilizzati dagli astronomi padovani nel corso dell'Ottocento. Il telescopio Den Boschi, che è proprio qui alle mie spalle, è stato in particolare il più grande che ha funzionato fino alla metà del Novecento qui da Padova, quando poi l'astronomia invece si è spostata con la nuova strumentazione che veniva costruita ad Asiago, in montagna, quindi a altezze elevate. Bene, io spero che questo piccolo viaggio all'interno del nostro percorso museale possa esservi piaciuto, e quello che noi stiamo facendo in questo periodo è cercare di lavorare per riuscire a riaprire al pubblico il nostro piccolo museo in sicurezza nel rispetto della normativa anti-Covid. Contiamo quindi di poter riprendere con le visite, ovviamente contingentate con numeri ridotti, a partire dal mese di giugno. Tutte le informazioni le potrete trovare sul nostro sito web, che è Polvere di Stelle, il portale dei beni culturali dell'astronomia italiana dell'INAF, e speriamo di vederci presto di persona nel corso di queste visite.